Noi abbiamo predisposto dei turni di 50 minuti in modo tale da avere dei blocchetti di persone e avere una regolare schedatura delle persone che verranno in palestra, in modo tale per un controllo sapere effettivamente chi c'è stato e a che ora è venuto. Dobbiamo rispettare le distanze di 2 metri interpersonali, quindi abbiamo spostato tutti i macchinari in modo tale da cercare di seguire queste disposizioni qui. Mentre si fa attività fisica, qualsiasi attrezzo che verrà utilizzato dall'utente è obbligatorio disinfettarlo. Quindi noi a fine turno faremo una passata generale della struttura con sanificanti, però tra un turno e un altro, durante un turno e un altro, se un utente prenderà un peso, l'altro utente prima di utilizzarlo dovrà controllare che l'utente precedente abbia disinfettato l'attrezzo, altrimenti non potrà essere utilizzato. Poi l'attività in realtà lo sport si svolge sempre allo stesso modo, non si può evitare di utilizzare la mascherina, ecco, quello è importante da dire, noi lo consigliamo, però comunque avendo aumentato la distanza da 1 metro, avendola portata a 2, la mascherina non è più obbligatoria. Allora, lo stato d'animo in realtà è positivo. Noi abbiamo riscontrato nell'apertura un'ottima risposta per quelle che sono il rispetto delle linee guida che sono state date dalla Regione e poi di conseguenza quelle che abbiamo adottato noi. Quindi sono rimasto particolarmente soddisfatto e sorpreso della risposta, quindi loro sono i primi che subito mi hanno detto cosa che dobbiamo fare, cosa dobbiamo stare attenti, cosa non dobbiamo stare attenti, quindi loro sono arrivati e si sono subito informati di quello che dovevano fare all'interno. Noi abbiamo in segreteria, quindi all'accoglienza, abbiamo un primo step di informazione, poi abbiamo un secondo step da parte dei nostri trainer. Pensano di dover fare chissà che cosa, ma in realtà poi quello che devono fare è igiene. Si parla di igiene perché poi uno pensa che chissà cosa devo fare andando in palestra con queste nuove linee guida. In realtà si tratta di igienizzarsi il più possibile, quindi pulirsi. Si tratta di igienizzare la postazione di lavoro, quindi in realtà una cosa che in teoria sarebbe stata dovuta fare anche prima di questo periodo. Pulire gli attrezzi che vengono utilizzati, quindi asciugamano, la panca, i manubri, quindi tutte le cose che vengono utilizzate in realtà devono essere in questo momento quasi imposte in termini di pulizia, ma in realtà rientra su un protocollo che è di buon comportamento che ci sarebbe dovuto essere anche prima. La procedura è: prima di entrare in palestra, quindi sul bordo della palestra, si puliscono le scarpe, abbiamo un panno con l'igienizzante, quindi quello che viene portato dall'esterno in quel momento viene lasciato sul panno. Poi entrano dentro, Zaia non dà, le linee guida non danno l'obbligo della temperatura, però per esempio noi misuriamo la temperatura per una tutela nostra, per una tutela delle persone che arrivano, quindi non che lo facciamo ma perché è importante in quel momento monitorizzare qual è la situazione. Poi una volta che entrano all'interno gli viene consegnata la procedura, gli viene spiegata, sono 2 fogli dove gli diciamo guarda che all'interno tu dovrai fare così, 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 quindi gliela leggiamo, ad alcuni gliela mandiamo anche via mail e loro firmano per presa visione della procedura che dovranno poi adottare. Quindi noi vogliamo che tutti siano informati all'interno e tutti siano edotti, quindi sappiano quello che devono fare, non se succede qualcosa di particolare, io non lo sapevo, quindi gli viene spiegata, molto semplice. Poi entrano all'interno nello spogliatoio si può utilizzare lo spogliatoio solo per il cambio scarpe, quindi loro mettono nello spogliatoio le scarpe, si cambiano le scarpe e poi alla fine dell'allenamento l'armadietto che hanno utilizzato verrà igienizzato, quindi noi mettiamo a disposizione tutto per igienizzare l'armadietto. Entrano all'interno e trovano il trainer gli dice cosa dovranno fare e cosa non dovranno fare, quindi li informa sullo step successivo. Anzi, prima di entrare nello spogliatoio in realtà ci sarà un altro panno sanificato dove anche dallo spogliatoio si puliscono le scarpe e entrano all'interno e quindi gli verrà spiegato che ci saranno dei percorsi da seguire, quindi la gente non gira in palestra un pochino a caso, ma cerchiamo di veicolare un pochino le persone e ci saranno delle postazioni ben precise dove le persone si devono mettere per fare gli esercizi. La mascherina noi la facciamo utilizzare nel momento in cui loro si spostano.
Quindi la mascherina sempre su. Quando arrivano nella postazione la mascherina se la tirano via, fanno la loro attività più o meno intensa a seconda un pochino del grado di atletismo, poi si rimettono la mascherina e si spostano, perché poi nello spostamento può essere che ci sia quel contatto sociale che bisogna preservare, quindi la mascherina ci permette di essere più tranquilli. Noi riapriremo il 3 giugno, siamo super carichi per questa nuova apertura, per noi non è una riapertura, in quanto ci sarà una maniera completamente diversa di stare insieme. Il nostro punto focale per questa nuova apertura sarà garantire la sicurezza vostra e dei nostri istruttori. Noi vogliamo innanzitutto riorganizzare la disposizione della sala, vogliamo garantire la distanza di sicurezza necessaria di modo da poterci allenare in completa sicurezza. Le distanze tra una persona e l'altra saranno di almeno 2 metri e ci sarà la possibilità di allenarsi senza mascherina. Sarà difficile riabituarsi comunque a questa situazione perché come la vita di tutti i giorni sta cambiando, dall'andare al bar all'andare a fare la spesa, anche questa sarà una cosa da riprendere piano piano.